Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e dal DASOA e dell'assessorato regionale alla salute. Siamo negli studi TV di Collage insieme a degli specialisti con i quali daremo voce alla buona sanità in Sicilia, perché ci sono i fatti che parlano di casi in cui non sarebbe necessario recarsi fuori dalla regione per curarsi. Nella puntata di oggi discuteremo di chirurgia maxillofacciale insieme al professor Alberto Bianchi in collegamento. Salve. Professore ordinario di chirurgia maxillofacciale all'Università di Catania, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale del Policlinico Rodolico San Marco di Catania, e con il professor Dario Saieva qui in studio, direttore dell'unità operativa dipartimentale di chirurgia maxillofacciale degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Benvenuto. E il professor Luigi Solazzo, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ANAS Civico e di chirurgia oncologica demolitiva e ricostruttiva. Benvenuti. È sicuramente un tema importante inserito in questo contesto in cui facciamo informazione per far sì di contrastare in un certo senso la cosiddetta mobilità passiva. Si diceva che comunque per quanto riguarda questo ambito non c'è una forte mobilità passiva, ma siamo curiosi di capire quali sono le patologie o i casi in cui partiamo dal professor Bianchi che è in collegamento. Professore, quali sono i casi in cui spesso vi capita che per svariati motivi che non stiamo qui ad analizzare ci sono dei pazienti che si recano fuori dalla Sicilia e che invece potrebbero trovare delle cure adeguate presso la sua struttura? Io non voglio peccare di orgoglio siciliano, anche perché la mia origine bolognese smentirebbe in fretta la cosa, però credo sinceramente che oggi un paziente siciliano affetto da patologia del distretto maxillofacciale trovi in tutte le nostre sedi un trattamento eccellente. La Sicilia è ottimamente rappresentata nelle città di Palermo, di Catania, di Messina, dove peraltro c'è la sede della nostra scuola di specializzazione in chirurgia maxillofacciale da 20 anni, dove si formano tanti specialisti siciliani o anche di altre sedi che entrano nella nostra scuola di specializzazione. Le nostre sedi siciliane sono peraltro in contatto con le altre sedi nazionali da cui alcuni di noi provengono, o con sedi internazionali che addirittura mandano gli specializzandi a frequentare nelle nostre realtà. Pertanto credo che oggi, direi degli ultimi 20 anni, ma ancora di più nell'ultima decina di anni, la necessità di andare in altre sedi, in altre città in cui la sanità è molto ben rappresentata, con le quali, ribadisco, abbiamo ottimi rapporti, non sia più necessario. Io credo che i grandi capitoli dove casomai il paziente ovviamente poteva essere interessato, e in quest'ottica i social, la comunicazione mediatica è uno stimolo molto forte nell'andare a cercare i centri di eccellenza internazionali e nazionali. Ebbene, questi grandi centri garantiscono un trattamento similare a quello che possono trovare a Palermo, a Messina o a Catania. Peraltro queste sedi collaborano e collaboriamo regolarmente tra di noi e spesso pertanto ci scambiamo anche pareri o possibilità di lavorare assieme. Per cui questo è quello che io mi sento di dire. Poi ogni città ha delle proprie, ogni sede ha delle proprie peculiarità, però questo ormai possiamo approfondirlo in un secondo momento. Grazie mille professore, era anche ciò che dicevamo anche fuori a telecamere spente. Professore Saieva,
per quanto riguarda, naturalmente circoscritto al vostro ambito, si dovrebbe comunicare invece ancora, ci sono invece dei dubbi, delle cose poco chiare. Questo discorso dell'organizzazione assistenziale multidisciplinare, per esempio, è un punto interessante proprio perché voi operate, nel senso che lavorate, ma non come delle isole, no? È importante che avete una certa collaborazione tra colleghi. Assolutamente. Io penso che, come dicevamo prima che la trasmissione iniziasse, l'attrattiva personale o di gruppo sia solo una parte dell'organizzazione di sistema, che prevede, per comparare il nostro sistema a quelli che vengono tradizionalmente considerati più efficienti e quindi i nostri competitor nella definizione della migrazione sanitaria, credo che il rapporto multidisciplinare, l'interazione multidisciplinare sia fondamentale nella definizione di una buona risposta in salute in termini sia di gestione diagnostica sia di gestione terapeutica. Ecco, l'aver importato questa cultura, come dicevamo con l'amico Gigi Solazzo o con il professor Bianchi, l'aver importato a livello isolano questa cultura è un input importante per intercettare questa migrazione sanitaria che, per quanto ci riguarda, mi creda, non è così incisiva come si pensi. Certo, una corretta comunicazione sarebbe anche fondamentale nel garantire questa affidabilità clinica che comunque esiste di fatto e tangibile. Certo, siamo qui anche per questo, professore Solazzo. Dicevamo tra l'altro che il fatto che si parli di un caso specifico, ad esempio, di cui lei si è occupato, o così come magari un altro suo collega, non significa che non ci si può rivolgere a un centro o un altro indifferentemente, che bisogna andare a Catania per una patologia di un certo tipo, una malformazione. Per esempio, nel caso della struttura dove lei opera, quali sono le patologie per le quali spesso invece i pazienti, invece di recarsi da voi, vanno fuori, e che invece è giusto che si sappia, insomma, che operate bene? Io credo che non sia solo un problema locale, nel senso che la migrazione sanitaria c'è ancora, è una realtà molto molto ridotta, per fortuna, forse proprio grazie agli sforzi di tanti centri come quello di Catania o come quelli di Messina e Palermo, ma la patologia oncologica principalmente credo che sia ancora una delle patologie che insiste su questa migrazione. La realtà invece è che una volta, diciamo prima, se il paziente bussava alla porta del radioterapista faceva radioterapia, se bussava alla porta dell'oncologo faceva chemioterapia, se bussava alla porta del chirurgo faceva della chirurgia. Ora, ormai da circa 30 anni i dati scientifici e di letteratura hanno dimostrato che è proprio il trattamento polidisciplinare che dà i risultati in termini, parliamo di patologia oncologica, di sopravvivenza, migliori delle singole branche che trattino la stessa patologia separatamente. D'altronde noi ormai lavoriamo con linee guida, tutte le discipline, la maxillofacciale non esclude questo, noi lavoriamo con linee guida. Se io vedo un paziente oncologico, e lo vedo perché viene presso il nostro ambulatorio di chirurgia maxillofacciale, ma è un paziente che ab inizio non necessita di un trattamento chirurgico, perché anzi questo potrebbe peggiorare l'evoluzione della malattia, e parlo di tumore in stadio avanzato, ma è più importante in termini di guarigione che lui inizi prima un percorso oncologico, certo, con della farmacologia o con della radioterapia pre-chirurgica, e allora è corretto che il paziente inizi questo percorso qui in Sicilia, anche dal punto di vista oncologico e radioterapico e chirurgico otterrebbe lo stesso risultato in termini sia di tecniche applicate strumentali sia di tecniche chirurgiche. Ormai la chirurgia è diventata una specialità molto molto tecnologica, ma otterrebbe lo stesso, con un po' di orgoglio, come diceva prima l'amico Alberto Bianchi, lo stesso trattamento che probabilmente avrebbe a New York o a Londra o a Parigi. L'interdisciplinarità è fondamentale, ancora di più in questo ambito di patologie tumorali.
Professore Bianchi, lei ha sentito un po' quello che abbiamo detto qui in studio, ci sono, ad esempio, c'è un caso in particolare che può, naturalmente uno fra tanti, che possa essere d'esempio per quanto riguarda invece, non lo so, una patologia rara o un caso che lei si è trovato a trattare, che quindi dà dimostrazione di come in Sicilia vengano trattate e si lavori bene? Diciamo così, io credo che i nostri 3 centri abbiano competenza per trattare qualsiasi patologia. Poi esistono delle nicchie di patologia rara e in quest'ottica forse lei fa riferimento alla patologia, per esempio, su cui insomma, si è letto anche nei media qualche mese fa, c'è la patologia pediatrica delle gravi malformazioni facciali. Per poter diventare un centro di riferimento per le patologie malformative pediatriche, che noi definiamo craniofaciali, devi avere un numero sufficiente di pazienti, perché l'esperienza chirurgica nasce dal numero di pazienti. In chirurgia è un finissimo artigianato e pertanto operare 10 pazienti, operare 100 pazienti, riesce ad acquisire una esperienza, una definizione dell'atto chirurgico e quindi richiedere investimenti che normalmente non possono farsi in tutti i centri. Ecco, su questo il San Marco di Catania, dove io lavoro, ha molto investito, è sede centrale per la Sicilia delle malformazioni craniofaciali pediatriche. Per fare questo, come dicevano prima i miei colleghi, bisogna costruire un team di pediatri, neonatologi, e oggi riusciamo sicuramente a effettuare a Catania interventi anche estremamente rari su patologie che fino a pochi anni fa io per esempio operavo alla Sant'Orsola di Bologna, addirittura in qualche caso al Necker di Parigi o al Great Ormond Street, che sono i centri riconosciuti a livello mondiale come centri di riferimento. Oggi credo che questo tipo di interventi possano tranquillamente effettuarsi in Sicilia e col concetto anche che prima sottolineava l'amico Solazzo del hub and spoke, cioè visti bambini, intendo dire anche in altre sedi, si fa il centro di riferimento. Questo vale per tutta la patologia considerata rara, però tutta l'altra patologia standard, che peraltro in Sicilia è molto frequente, come la grande traumatologia, la grande oncologia, in tutte le nostre 3 sedi siciliane, io credo si possa fare assolutamente un ottimo trattamento, come si fa in altre parti d'Italia. Quello credo su cui noi dobbiamo, diciamo così, insistere moltissimo è sulla ricerca del lavoro di gruppo. Questo è uno sforzo educativo che dobbiamo fare, che altre regioni l'hanno fatto un po' prima della Sicilia, ma che oggi in Sicilia sta dando eccellenti risultati. Grazie mille professore, naturalmente mentre voi parlavate insomma nel corso dei vostri interventi mi veniva in mente anche la componente, insomma qui proprio perché si tratta di un ambito trasversale come tanti altri settori, l'oncologia, anche patologie che riguardano i bambini, i ragazzi, quindi immagino che la componente anche un po' di richiesta di supporto psicologico del genitore, che magari c'è ancora forse questa vecchia mentalità che andare fuori è meglio che restare qua, non è proprio una garanzia. Cosa possiamo dire in chiusura? Magari una battuta, partiamo dal professor Sajeva, riguardo in realtà qualcosa che sarebbe il caso di chiarire in questa sede e che invece ancora non si sa. Guardi, la cosa più importante da chiarire è che il nostro contributo, parlo del contributo collettivo, dato alla specialità, è l'aver apportato una cultura assistenziale sulla chirurgia maxillofacciale di ottimo livello e che credo che questo si affermi come il più grande contributo che possiamo dare alla intercezione della migrazione sanitaria. Non penso che sia importante declamare tutto quello che facciamo o i casi particolari.
quello che facciamo è ben noto, viene esplicitato nel sito di ciascuna unità operativa e, ripeto, la cosa che mi sembra importante sottolineare è che l'aver importato una cultura assistenziale laddove sino a non moltissimi anni fa la migrazione sanitaria non era una possibilità, era una necessità. Professore Solazzo. Io credo che il voler migrare al nord non sia una scelta del singolo paziente. A volte mi è capitato di avere pazienti che mi chiedevano un secondo parere e io quello che spiegavo al paziente era: va bene, però non perdete tempo, non fate il giro delle chiese, voi mi dite dove volete andare, noi ci conosciamo tutti in Italia e anche fuori di cosa ci occupiamo. Mi dite dove volete andare per un parere e io chiamo direttamente l'amico e ricombino un incontro fra un giorno. La cosa importante è che spesso, questo è quello che molti non sanno, i nostri pazienti che vanno al nord o in altre sedi, non facciamo Certo. significato. Spesso, e questo con molta correttezza, i colleghi maxillofacciali, più o meno direttori, più o meno primari o meno, dicono: ma perché siete venuti qui? Andate a Catania, andate a Palermo avete Solazzo, e questo credo che sia la cosa più importante, la rete e poi principalmente quello che noi diamo al paziente. Io vorrei però soltanto sottolineare una cosa: il paziente che viene trattato a casa sua, con il suo dialetto, con le sue abitudini, con tutto intorno i parenti, che in un momento così difficile, che può essere la patologia oncologica, credo che sia un bene da utilizzare quanto più possibile. E non basta avere proclami del tipo: non andate al nord perché qui siamo bravi. Questo lo dimostrano i dati e gli interventi che facciamo, i colleghi che ci conoscono in tutta Italia. Credo che sia importante l'informazione ai medici di base, che invece forse sono quelli meno informati di tutto questo. E sicuramente per quanto riguarda poi il punto di vista di sistema organizzativo avremo modo di approfondire in un altro appuntamento. Grazie mille ai nostri ospiti Grazie a voi. in studio e grazie al professore Bianchi in collegamento e grazie a voi che ci avete seguito con attenzione.